È il primo gelato che faccio, Ciao Patavini, ho deciso di portarvi a conoscere le 4 gelaterie premiate 2 coni Gambero Rosso, un premio ambito che hanno conquistato 4 gelaterie appunto qui nel centro di Padova. Venite con me. Sono da Gelateria Portogallo con Maurizio, adesso facciamo passaggio di consegna, io prendo il gelato, lui il microfono e ci racconta un po' la storia e i prodotti e questi 2 coni Gambero Rosso 2024. Ciao Maurizio. Sì, siamo sempre alla ricerca, non si può passare la guardia mai, dobbiamo ogni giorno pensare a migliorare qualsiasi cosa, dal cioccolato, al pistacchio, qualsiasi cosa, non fermarci mai. Sono 8 anni ormai, Alberto, che abbiamo intrapreso questa strada e ogni giorno sempre di più. E la gente, abbiamo le risposte, ci danno una soddisfazione enorme. Ogni giorno ci sono queste soddisfazioni che ci danno una grande energia. C'è da dire che voi a qualsiasi ora del giorno avete una lunga coda chilometrica davanti al vostro banco. Prendi un gusto e quel gusto si sente, è molto veritiero. Come fate a rendere questi gusti così reali? E niente, con la semplicità in assoluta. L'importanza è delle materie assolute prime. Cerchiamo i prodotti locali nella nostra zona, dal miele al vino, alla nocciola, il cioccolato, il meglio che possiamo trovare, e questo ci rende unici. Questi 2 coni Gambero Rosso non sono l'unico riconoscimento che avete, ovviamente, perché negli anni ne avete raccolti parecchi, giusto? Sì, purtroppo il Gambero Rosso valuta anche il locale. Noi su questo siamo un po' penalizzati, però potremmo avere benissimo anche i 3 coni, però si fermano i 2 per il locale, per lo spazio. Questa l'ambiente. Non la sapevo neanch'io, Sì. Però l'importante è la coda che si forma tutti i giorni. Sì, veramente. Sempre ogni giorno si cerca di migliorare questo. Questo è l'importante. Sì. Tra i premi, Maurizio, ce n'è anche uno dedicato alla mandorla. Nel 2016 è stato vinto questo premio molto importante che ci ha fatto fare quel trampolino di lancio della nostra storia. Quindi possiamo dire che quel gelato alla mandorla è stato un po' l'inizio di tutto quello che vediamo oggi. Alberto, quel giorno che dovevamo presentarci, non voleva, allora ho detto dai Alberto, proviamolo, insistito un po', e l'ho convinto e questo è stato grandioso. Quindi alla fine c'è scritto Alberto, ma è merito di Maurizio. Sì, diciamo. Scherzo, visto che tu hai detto che siete una coppia infallibile insieme, ti ho permesso Lui di è giovane, io sono un po' più maturo, assieme ho visto che proprio ogni giorno siamo una coppia fantastica. Cioè la tua esperienza è un po' di azzardo di Alberto, sì, magari. Alberto, molto azzardo di Alberto. Che è giusto così, Sì, il sì, risultato merita. Sì. Qui abbiamo fatto il mango sotto, la fragola e lo zafferano. Sono 3 gusti. Grazie. Prego, a lei. Bel cono colorato estivo. All'interno di questa cornice alle nostre spalle sono ritratte realmente tutte le specialità e le bontà che cambiano ogni giorno. Sì, stiamo usando molto la frutta e vedo che è richiesta e va via molto. Anche la pesca, abbiamo trovato le pesche eccezionali, l'albicocca sono quelle piccoline veramente super. Il cioccolato banano non deve mai mancare perché piace ai grandi e ai piccini. E poi c'è sempre il pistacchio, la nostra nocciola, il cioccolato bianco. Oggi non c'è, ma c'è anche il cioccolato rosa che è un'eccellenza del cioccolato, anche quella, e la nostra crema, anche questa deve esserci ogni giorno. Questo l'ho fatto lascianti di sotto, una crema molto delicata che ci sta con tutto, e la pesca sopra, la delizia primizia proprio. 2 coni Gambero Rosso loro, 2 coni anch'io. Non abbiamo qui oggi Alberto, abbiamo Maurizio, proprio perché Alberto appunto è nel punto vendita di Bolzano, però Maurizio ha fatto le veci e ci ha portato dentro la loro casa. Grazie. Sono onorato di questo perché Alberto è per me, lui per me e io per lui, siamo una coppia eccezionale. Una coppia vincente, oserei dire. Sì. Grazie ancora a voi. Sono alla Gelateria Giotto con Matteo. che è il responsabile di laboratorio. Esattamente, sì. Raccontaci un po' della gelateria, della pasticceria e di questi 2 coni Gambero Rosso. Come siamo nati, diciamo, no? Abbiamo aperto appunto la gelateria nel 2014 perché bisogna andare un po' più indietro nel tempo. Nasciamo come pasticceria e noi ci si conosce prevalentemente per prodotti da forno e lievitati, quindi per implementare un po' le linee produttive per dare lavoro a più persone possibile abbiamo inserito anche il gelato nel 2014 appunto. E quest'anno, nel 2024, avete vinto questi 2 coni Gambero Rosso. Siete stati premiati tra le gelaterie che hanno ricevuto questo premio.
Esatto, sì, e questo ci riempie di soddisfazioni anche perché comunque abbiamo sempre messo al primo posto la qualità e la scelta delle materie prime e appunto la passione per questo lavoro. So che dietro a questo progetto c'è anche molto altro. Sì, diciamo che più che dietro questo progetto è davanti a questo progetto, perché questo nasce proprio come un progetto sociale, appunto noi abbiamo un laboratorio dentro il carcere di Padova e facciamo lavorare circa 45 persone in tutte le varie fasi di lavorazione di pasticceria e gelateria. Nel 2005 quando siamo entrati dentro il carcere di Padova e da lì con 3 detenuti abbiamo iniziato a crescere sia a livello di numeri sia a livello di qualità. Stavo dando un occhio ai gusti, adesso ce li facciamo raccontare per bene tutti, perché c'è qualche gusto davvero particolare che troviamo solo qua, giusto? Assolutamente sì. Come vedi abbiamo appunto nella colonna delle nostre ricerche alcuni nostri esperimenti fatti negli anni che poi sono diventati proprio di linea perché sono molto apprezzati, fra cui ti segnalo la noce del santo, che nasce come lievitato, quindi da ricorrenza appunto per il periodo di Sant'Antonio, e quindi ha frutta secca, quindi miele, noci, nocciole, mandorle, e bello proteico proprio per gli sportivi. Ho già l'acquolina in bocca solo a sentirlo descrivere. Se invece vuoi andare verso la frutta ti consiglio o un lampone calendula o un pompelmo basilico, dove andiamo a abbinare appunto le frutte di stagione con l'erba aromatica o comunque un fiore. A me il basilico piace moltissimo nel gelato, quindi sono molto curioso di provare anche quei gusti. Andiamo all'assaggio. Va bene. Raccontami un po' quello che andrò a assaggiare, quindi ingredienti, un segreto che vi contraddistingue, quello che vuoi. Il segreto senza dubbio è quello che dicevo prima, è la passione. Il segreto innanzitutto è quello che dico sempre, la passione, comunque la ricerca delle materie prime. Noi andiamo a utilizzare quanto più possibile prodotti del territorio e biologici. Usare comunque la passione, anche perché quello è quel gancio che ci serve per attirare i nostri ragazzi detenuti, Certo. che attraverso comunque la passione si appassionano al progetto, si appassionano al lavoro, quindi riesci un po' a recuperare queste persone. Certo, bellissimo. Questo qua, la mela, è buonissimo. Questa è mela e camomilla. Mela e camomilla, buonissimo. Poi un altro segreto è comunque giocare con gli abbinamenti, giocare con gli ingredienti. Ad esempio tu stai mangiando un miele e camomilla, che me lo sono sognato un giorno, ho detto proviamo a abbinare queste due cose, adesso in primavera giochiamo con i fiori e nascono comunque delle cose interessanti. È nato un bel sogno d'estate, perché può ricordare anche l'estate. Esatto. Così come lampone e calendula. Esatto. Primavera, sono i fiori, giochiamo. È il primo gelato che faccio, eh? Proviamo. Beh. Dai, guarda. Un po' piccolino. No. A few moments later. Beh, sui tempi dobbiamo lavorarci, però dai. Com'è andata? Bravissimo. Primo gelato. Siamo ormai arrivati in Piazza dei Signori, dove ci sono ben 2 delle 4 gelaterie premiate. Andiamo. Sono arrivato da Cioccolatto con Guido, che appunto è il maestro gelataio di Cioccolatto, e raccontaci un po' storia e questi 2 coni Gambero Rosso. Sì, allora noi nasciamo dal 2011, abbiamo aperto la nostra prima gelateria, io insieme a mio cugino. Era un sogno che ci portiamo da quando eravamo bambini, volevamo fare qualcosa di nostro, abbiamo trovato nel gelato un punto di accordo dove poi sviluppare il nostro sogno, diciamo. Posso dire che bello. Ecco, la nostra idea era di creare un gelato per tutti, infatti il nostro payoff è il gelato che meriti, quindi cerchiamo di dare il massimo della qualità, usiamo prodotti di altissima qualità e cercare di allargare di più il bacino di utenza, dando incontro a quello che sono le intolleranze alimentari, la celiachia. Noi infatti siamo totalmente gluten free, e cercare di sviluppare prodotti innovativi e gelati di alta fascia. State molto attenti a quello che al 2024 sono tutte le esigenze dei vari clienti, delle varie persone, e la qualità appunto si sente e il gelato merita. Esatto, poi diciamo che
paga, perché quello che stiamo facendo negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita abbastanza importante. Guido mi stava raccontando la ricerca e lo studio che c'è dietro ai gelati. Noi siamo anche molto conosciuti perché adesso tutti quanti parlano di caramello salato. Noi caramello salato noi l'abbiamo presentato ancora al SIGEP a gennaio 2015. Diciamo che siamo i fautori del caramello salato in negozio. Abbiamo vinto anche più di qualche premio con questo gusto e anche in varie declinazioni, quindi siamo famosi anche per fare il mese del caramello. Negli ultimi 4 anni abbiamo dedicato un mese intero a fare tutti gusti diversi a base di caramello, e quest'anno riproporremo un weekend con tutti i gusti più caratteristici che abbiamo fatto con il caramello. Questa è una figata, io non ero al corrente, quindi me lo dovrai dire, verrò a provarli. Colgo l'occasione per dire che loro hanno fatto una bellissima degustazione un weekend in collaborazione con l'Acetaia Giusti di Modena, un'antica e storica appunto acetaia, e loro hanno abbinato 2 tipologie diverse appunto di aceto balsamico con dei gusti di gelato eccezionali che adesso ci racconterai a questo punto. Sì, abbiamo creato questo connubio di gelato e aceto, anche la ricerca di prendere prodotti che non vanno in gelateria e abbinarli insieme. Quindi abbiamo fatto una ricotta biologica del Cansiglio con delle pere IGP Emilia Romagna abbinate con il 3 medaglie d'oro della Giusti, e un cioccolato a Purimac del Perù, quindi un mono origine fondente abbinato al 5 medaglie d'oro, sempre loro aceto, quello più particolare. Ed erano veramente veramente particolari e molto buoni, ve lo posso garantire io. Oltre ad avere il gelato abbiamo anche freddi, dolci, stecchi, e l'ultimo nato è questo. Abbiamo una nuova nascita da provare qua. Vado in diretta io, Vai. Descrivicelo intanto. Dagli un bel morso. Vai. Questo abbiamo ripreso quello che è la panna in gelo, quindi un prodotto che si faceva una volta, ma l'abbiamo voluto fare totalmente gluten free. Abbiamo aspettato a farlo per trovare il biscotto giusto, i prodotti giusti per fare un grandissimo prodotto. È molto buono anche il biscotto, si sente un po' il caramello. E che nessuno si può accorgere che è senza glutine. Ti dico la verità, altri 2 minuti fuori dal banco frigo era spaziale. Questo è il gusto dedicato al Giro d'Italia. È un gelato alla mandorla con acqua di rose, colorato alla barbabietola, serprino, dedicato appunto al Giro. Ho detto giusto? Ci stiamo spostando nella prossima gelateria. Gelateria Gnam Gnam in Piazza dei Signori. È una gelateria biologica. Andiamo. Cono ingordo con croccante piemontese, che è un gelato alla nocciola e 2 creme cioccolato nocciola e nocciole caramellate, pistacchio e una panna sofficissima. Panna montata da mucche felici e senza zuccheri. Anche le cialde le fanno loro, così come le cialde del Cono. Un sacco di gelati, tanti senza latte. Qui da Gelateria Gnam Gnam c'è un'attenta ricerca degli ingredienti primi, una selezione accurata, un latte che viene non da allevamenti intensivi ma da pascoli naturali, che si sente anche nella panna montata che hanno. Le cialde le producono tutte loro. Vado. Io ho assaggiato tanti gelati, ora tocca a voi, assaggiateli e fatemi sapere nei commenti i vostri preferiti. Ciao! Ciao.